Si sa, il genovese è difficile, non è... D'altra parte con musiche del genere io credo che non si potesse fare altro che scrivere in una lingua mediterranea, quella che io conosco meglio è il genovese. Genova e anche gli amici che da lontano ti vedono crescere e invecchiare, per esempio i pescatori, che hanno la faccia solcata da rughe che sembrano sorrisi e qualsiasi cosa tu gli confidi l'hanno già saputa dal mare. La vita è un intreccio di tante cose, come un lavoro a maglia. I ferri, sempre due, sono vita e morte, ed è nel punto in cui si uniscono che si colloca Genova. Partiremo da qui. L'ex Repubblica Marinara, da sempre considerata culla delle civiltà antiche, ha dai tempi più remoti ricoperto un ruolo importante nel commercio marittimo. Creuza de Ma, pubblicato nel 1984, vede la luce proprio tra le onde del Mare Nostrum e rappresenta una raccolta di suoni più che di parole. Il lavoro discografico, composto interamente in genovese, gode di un momento collaborativo perfetto tra Fabrizio e Mauro Pagani. Questa fortunata miscela di talenti vantava una già importante collaborazione durante il tour L'Indiano e resterà viva come proficuo scambio di idee fino al 1992. Segnalato sulla rivista Rolling Stone da David Byrne come uno dei dischi più importanti degli anni '80 e dalla rivista Musica e Dischi come il miglior album dello stesso decennio, guadagnerà un successo oltre confine nonostante l'iniziale mancato entusiasmo da parte dei discografici. De André, in merito alle scelte linguistiche, era solito specificare: si è tentato di fare una specie di sintesi di quelli che erano i suoni nel Mediterraneo, suoni non soltanto strumentali, ma anche vocali. Ci siamo resi conto che la lingua genovese, con la sua impostazione, con un vocabolario di 1500 termini persiani, turchi e arabi, era quella che più si adattava ad accompagnare questo tipo di musica. Ne è nata una specie di sintesi, di sunto, di quello che potrebbe essere la musica mediterranea. Da prendere in considerazione a questo punto anche la musicalità del genovese, che serve alla lingua italiana una sempre apprezzata gentilezza nei termini e una quantità notevole di parole tronche, qualità condivisa con altri idiomi locali. Creuza de Ma è un viaggio che non tutti possono affrontare. È introspezione, coraggio, audacia, fallimento, amore, una navigazione che approda sui temi della passione e del viaggio e che testimonia la voglia di non avere confini. In questa sospensione tra realtà e sogno si sviluppa l'intreccio di 7 brani e altrettanti protagonisti che condividono i medesimi desideri, figli di simili destini e complici nella voglia di riscattare se stessi, ognuno in modo diverso. È di queste vite che ci faremo carico in questo viaggio da compiere insieme, per raccontare le ambizioni, le voglie, i dispiaceri e le intenzioni.